l'edizione che ha avuto il maggior numero di partecipanti al concorso, a un punto tale che abbiamo dovuto prolungare le audizioni live di una settimana proprio perché c'erano talmente tante iscrizioni e tante proposte valide che ci sembrava giusto appunto dare uno spazio maggiore a questi artisti. Siamo qua in questa fase che ormai conoscete tutti, che è la fase, io dico sempre, forse più curiosa, più indicativa dello stato di un certo tipo di canzone che sembra non essere più molto presente, per cui questo ci dispiace, ma nello stesso tempo siamo molto contenti di essere i rappresentanti ancora di quella che riteniamo una canzone intelligente, fruibile e anche popolare. Quindi siamo soddisfatti che questi artisti siano anche, come il regolamento prevede, autori e interpreti del prodotto che presentano, e siamo molto felici di mettere a disposizione questo spazio offerto ormai da moltissimi anni dalla Società Filarmonica che ci ospita proprio gratuitamente, diciamo, anzi con molto affetto e molta partecipazione. E ringrazio appunto qui il presidente Enrico Ruffini, che poi chiamerò per un saluto. Però mi sento anche di salutare, come se fossero qui presenti, alcune persone che diciamo non ci sono più, hanno preso una parentesi, e sono la professoressa Barbara Pogliaghi, il professor Giancarlo Gioia Lobbia e l'ex presidente della Società Filarmonica Alfonso Cacchiarelli. Sulla qualità e sul tenore delle canzoni e dei prodotti presentati, cioè, vi potete esprimere voi, perché anche quest'anno abbiamo perfezionato ancora di più il voto del pubblico e quindi potreste constatare, anche se io ritengo che ormai sia un pubblico più che adulto riguardo a questo tipo di giudizio, la validità di questi artisti che si presentano e che propongono in qualche modo il loro mondo. Per partire, come ogni anno, ho la necessità, proprio il bisogno di avere vicino il saluto e l'augurio di coloro che ci sostengono. Avrei anche bisogno di avere il saluto e l'augurio di coloro che ci sostengono poco e che non sono presenti. Speriamo. E quindi in prima persona, nel senso che quando siamo venuti ha accolto sempre con grande entusiasmo questo tipo di progetto il sindaco della città di Macerata, Romano Carancini. Buonasera, buonasera a tutti. Una volta tanto chiediamo aiuto a Musicultura. Chiediamo aiuto a Musicultura perché vogliamo che Musicultura possa essere il punto di ripartenza non solo per la città di Macerata, ma dell'intero territorio, cercando di farci rialzare da questo ripiegamento anche così solo psicologico che tutti quanti viviamo, che molti vivono da un po' di mesi. E allora naturalmente il ringraziamento e la vicinanza la chiediamo a voi,
musicultura che è lo spirito giovane, musicultura che è la libertà e che è la speranza. Il sipario verso questi tre sentimenti, questi tre valori, lo spirito giovane di chi, come dire, non ha paura e quindi non resta prigioniero, la libertà che è data appunto dalla speranza, dalla voglia di andare avanti. E prima raccontavo, anzi ho pure cantato una cosa piccola, mi viene in mente Pierangelo Bertoli, che, come dire, canterò le mie canzoni per la strada e affrontare, insomma, quella cosa lì. Molto duro. Molto, è a muso duro. E quindi così, questo è quello che ci piacerebbe vivere insieme a tutti i nostri amici, che sono tanti. Macerata, diceva la Filarmonica, ma penso alle università, penso anche agli altri enti istituzionali. Tutti insieme dobbiamo, come dire, spingere a rialzarci tutti. Voglio fare anche un'altra citazione. Non posso non pensare in questo momento alla città di Recanati, perché Musicultura è nata a Recanati, perché il 31 di gennaio ci diranno se Recanati, come speriamo fortemente tutti quanti, possa diventare città della cultura italiana. E quindi in questo abbraccio, in questa spinta, vorrei che ci fosse con me, naturalmente che fossimo noi con Recanati, con Francesco Fiordomo, con tutti loro, sperando che Musicultura che inizia oggi possa portargli anche un po' di fortuna. In fondo Recanati è con noi, questo è quello che mi sento di dire. In bocca al lupo a tutti, buon lavoro e in bocca al lupo ai giovani che canteranno. Io ringrazio Romano Carancini soprattutto per aver citato lo spirito giovane, perché altro non si può citare, visto che vi sta parlando, per cui è stato molto discreto e molto sensibile. Mi sarebbe piaciuto aprire, ma la scaletta non ci ho fatto caso, dall'unica rappresentante femminile che ci tiene, che è l'assessora alla cultura Stefania Monteverde. È come se lei aprisse questa serata. Non perché sono l'unica rappresentante femminile, immagino, ma perché insieme abbiamo costruito tantissime cose, i nostri incontri, insomma, Musicultura dietro c'è tantissimo lavoro anche di amministrazione anche che bisogna raccontare. Sono eventi importanti, prima la domanda che mi ha fatto la giornalista è quanto la città si sente legata con Musicultura. La città si sente tanto legata con Musicultura, è un pezzo importantissimo della nostra politica culturale, davvero insieme allo Sferisterio Musicultura è l'altro grande motore di tutta la nostra politica culturale, e allo stesso tempo è particolarmente legata perché Musicultura ha una capacità incredibile di aggregare tantissime realtà della città, le università, le associazioni, davvero tantissime. Questo forse è l'aspetto che più ci piace tra i tanti di Musicultura. Grazie. Fattivamente, come ogni anno, devo sottolineare che noi siamo aiutati, anzi coprono dei veri e propri servizi che altrimenti dovremmo, non abbiamo possibilità usufruire soltanto pagandoli praticamente, dai due partner culturali che abbiamo, che sono l'Università di Camerino e l'Università di Macerata. Flavio Corradini, il rettore dell'Università di Camerino. Grazie. Io ringrazio questo signore qua che ci invita tutti gli anni e tutta la governance di Musicultura per l'invito che noi accettiamo sempre con grandissimo entusiasmo, perché questo è un terreno particolarmente bello, arato da gente che per tanti anni ci lavora su, ed è un terreno fertile per i giovani, per giovani artisti che hanno voglia, l'entusiasmo, la passione e la determinazione di emergere a livello nazionale, ma sempre di più a livello internazionale. Quindi in questi terreni l'Università di Camerino certamente
vuole esserne parte importante. Noi diamo il nostro contributo cercando di far apprezzare ai nostri giovani questa meravigliosa musica, questa meravigliosa arte. Li abbiamo come giuristi. Stasera c'è un altro gruppettino di informatici che ha predisposto insieme a me un sistema per la votazione online, un sistema abbastanza nuovo, vediamo come andrà. Io ho detto, perché professore, noi siamo giù in fondo, gli informatici stanno sempre giù in fondo, devono far funzionare le cose. Zitti, buoni, lavorate lì e facciamo le votazioni per bene. Grazie Piero, grazie davvero tantissimo. Marcello Lamattina, il professor Marcello Lamattina, che oltre a essere un membro della giuria, ci porta i saluti del nuovo rettore dell'Università di Macerata. Grazie. Grazie a tutti. L'Università di Macerata ha un nuovo rettore, il professor Francesco Adornato, che agisce in continuità e anche con originalità, in continuità rispetto al mandato del professor Luigi Lacché e all'indirizzo che il precedente rettore aveva dato nel sostenere questa iniziativa come altre, ma anche con originalità perché abbiamo dei progetti che non vorremmo svelare in questo momento e che saranno sicuramente messi a frutto e stabiliranno una nuova sinergia con Musicultura. Devo dire che sono molto contento perché mi trovo quasi adottato ormai da Musicultura e fa sempre piacere avere sempre nuovi padri, e questi nuovi padri talvolta sono anche più giovani d'età di questi figli. Mi fa piacere ancora ritrovare gli studenti, vederne di nuovi e soprattutto mi fa piacere non avere una risposta alla domanda che mi faccio sempre: qual è la canzone più bella che ho sentito a Musicultura? Io penso che ancora è da venire. Grazie a tutti. Da quest'anno è nata una collaborazione che ci sostiene non solo economicamente, ma da un punto di vista proprio di vicinanza nel portare avanti un certo tipo di discorso con una casa editrice di grande valore, riconosciuto da tutti, questo non è che lo dica io, che è appunto Liberi Libri. E io qui vorrei un saluto anche di augurio e due parole da parte del dottor Aldo Canovari, di cui è rappresentante. Grazie. Sono felicissimo di essere qui e partecipare al varo di questa iniziativa comune. Quella di Musicultura la conosciamo, generica, ma questa è una novità, no? Non è stato un parto lungo e laborioso perché l'intesa è avvenuta in tempi rapidissimi, perché quando c'è il feeling. E quali sono state le considerazioni reciproche che ci hanno indotto ad avviare questa iniziativa? Credo, l'abbiamo anche scritto, sono state elementi di diversità da un lato e di contiguità e di similarità dall'altro. Le similarità, le condenso, sono brevissimo, consistono in questo, che entrambe l'associazione e questa azienda, questa editrice, perseguono fini analoghi, quali quelli della ricerca, di ricercare e di trovare nuovi talenti e di veicolarli e farli conoscere. Anche sul piano tematico abbiamo individuato delle affinità, perché nelle tematiche varie, ampie, degli autori che sono stati selezionati e lanciati attraverso Musicultura nel corso di 28 anni, mi pare, no? Ci sono temi a noi carissimi. Sono quelli che genericamente si possono definire di temperie e di sensibilità libertaria, quindi il ribellismo verso i dispotismi di ogni tipo, verso
le usurpazioni di potere, gli straripamenti di potere dei politici, il disagio dei giovani, l'attenzione all'ambiente e così via. Quindi anche convergenza di tematiche e una riflessione che è stata fatta è questa. Da un lato abbiamo Musicultura che utilizza l'antichissimo strumento di comunicazione che è il più antico, ancor prima di quello scritto, che è la comunicazione orale, auditiva e musicale, perché non dimentichiamo che fin dal VII secolo avanti Cristo tutte le opere del pensiero, della poesia, della gnomica, della teologia, e senza farla lunga, avvenivano attraverso la musica, la parola e la musica ascoltate, pronunciate ed ascoltate. Quello che sta avvenendo qui, i grandi autori lirici greci, lirici e epici anche, non parlavano solo, accompagnavano, ma congiungevano la musica con la parola. È un po' quello che fanno i cantautori oggi. Quindi l'utilizzo di questa strumentazione. Da un lato noi invece abbiamo solo la carta stampata che deve essere letta ed è una lettura, una fruizione individuale, è individuale la lettura. Quindi qui un potenziale enorme che consente di allargare la platea e da parte nostra invece questo limite. Allora, convergendo queste due realtà, noi con tematiche che attraverso il libro e la parola scritta debbono essere articolate, approfondite, invece la forma canzone consente solo una comunicazione contratta, sintetica, immediata, ma avvolgente, molto più avvolgente, quindi forse molto più persuasiva. Ci siamo chiesti, chissà se lavorando insieme non riusciremo a fare in modo che i soli appassionati ascoltatori di musica, di canzoni, non diventino invece anche appassionati lettori e viceversa, chissà che gli appassionati lettori solo di libri non diventino invece anche appassionati ascoltatori di musica e di canzoni. Questo è il nostro obiettivo. Se ci riusciremo non lo so, io me lo auguro. Tutto qui. Grazie. E dunque chiudiamo mi sembra di chiudere proprio in bellezza, diciamo, facendoci fare gli auguri dal padrone di casa, dalla società che ci ospita e dal suo presidente Enrico Ruffini. Ma io ringrazio voi. Personalmente per me è sempre la prima serata di Musicultura, l'apertura dell'audizione è un momento particolare perché, come dire, sono un affezionato frequentatore dai tempi della Bocciofila di Recanati, quindi ne sono passati di anni. Io brevemente vorrei, così, il mio saluto e il mio augurio, a nome ovviamente del direttivo e dei soci della Filarmonica, è molto legato alla nuova illuminazione del soffitto che abbiamo inaugurato l'11 di dicembre. È carino vedervi tutti col viso in su, insomma, fa un certo effetto. Perché? Perché finalmente abbiamo dato risalto, a mio avviso, al vero valore della nostra società, la Filarmonica. Perché, come vedete, sono state studiate tutte le luci per dare risalto ai colori delle muse, e finalmente sono evidenti i 4 rosoni che poi legano le 4 arti fondamentali di marchigiani illustri. Quindi abbiamo Giacomo Leopardi, Rossini, Raffaello e Annibal Caro. Quindi sono, come dire, no? Una sintesi di tutte le arti principali. Questo per dire che la Filarmonica, quest'anno, Piero, come tu sai, abbiamo compiuto, siamo bambini, 216 anni.
Quindi il pregio è quello di cui noi, come dire, ci vantiamo di essere stati fin dall'Ottocento una eccellenza del territorio. Quindi con quale piacere aprire questa sera un'iniziativa con le eccellenze del territorio, che appunto come lo è Musicultura, musica e cultura, e quindi la storia della nostra associazione è legata, come lo sono le università qui rappresentate. Nell'Ottocento l'università allora di Macerata frequentava tantissimo la filarmonica, oramai Camerino Flavio era troppo lontano evidentemente, però adesso ci sono le corriere, quindi possiamo studiare. All'epoca, tant'è che oramai è riconosciuto in tutti i libri di storia, uno dei primi, se non il primo modo rinascimentale, è stato studiato in questa sede della Filarmonica da alcuni studenti universitari, e allora ragazzetto il Conte Gallo ci lasciò, come dire, le penne, condannato a morte. Quindi adesso io mi sono... ma c'è una tradizione di integrazione col territorio e quale maggior collaborazione con le università, con l'amministrazione comunale, con Musicultura, per goderci tutti insieme questo evento bellissimo ormai al 28° anno. Grazie. Allora adesso partiamo. Io saluto comunque persone che ci sono state sempre accanto, tipo l'assessore Alfredo Canesin che è qui presente, e il cantautore Edoardo De Angelis che ci è venuto a trovare. E vi invito ad ascoltare attentamente, perché è frutto di una lunghissima ricerca, come ogni anno, la sigla che vi proponiamo. Grazie, buonasera. La nostra prima volta è stata tragica, me lo ricordo bene, era domenica, in quella mia 600 prenuragica, una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzonette, roba dai pareri. Diglielo tu, Maria, come si butta via il più bel sogno inedito della tua fantasia. Diglielo tu, Maria, che non si fa poesia e che i momenti magici sono tutta una bugia. Liberaci dal male, liberiamoci, è il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci, guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì, tra gemiti e lamenti avrebbe detto sì. Diglielo tu, Maria, come si butta via il più bel sogno inedito della tua fantasia.
non si fa poesia e che i momenti magici sono tutta una bugia. Il primo della classe sale in cattedra, dicesti mi fa male, di sì, è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiai. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà. Diglielo tu, Maria, come si butta via il più bel sogno inedito della tua fantasia. Diglielo tu, Maria, che non si fa poesia e che i momenti magici sono tutta una bugia. Eccoci, mi rivolgerò a voi con un saluto originale, buonasera e benvenuti e ben ritrovati a tutti. Come sempre capita nella serata d'inizio siamo un po' in ritardo. Vi ricordo che saranno 60 le proposte che ascolteremo in questi 4 fine settimana, 5 di queste proposte le ascolteremo stasera. Saluto e do il benvenuto agli studenti dei 2 atenei di Macerata e di Camerino che anche quest'anno lavoreranno con noi sia come giurie che selezioneranno una delle 16 proposte finaliste e che insieme a noi discuteranno le altre 15, e ai ragazzi e le ragazze che stanno lavorando già al laboratorio giornalistico di Shushan. È bene che vi ricordi anche che ogni serata prevede 2 riconoscimenti agli artisti appunto che si saranno esibiti. Uno viene assegnato da noi che facciamo parte del tavolo qua di ascolto alla performance che più ci sarà sembrata convincente. L'altro riconoscimento invece è il premio Val di Chienti e sarà assegnato direttamente da voi che insieme a noi assisterete alla serata. È un esperimento partito l'anno scorso e che a noi e sembra che a voi sia molto piaciuto. Per noi è importante anche avere un riscontro dalle vostre sensibilità coinvolte così in maniera diretta. Come funziona questo voto? Ne ha appena accennato le modalità Flavio Corradini, rettore dell'Università di Camerino. Gli studenti del corso di informatica appunto dell'Ateneo Camerte hanno messo a punto per noi un sistema di voto che funzionerà attraverso i vostri telefonini. Per evitare alla fine della serata confusione o dubbi, abbiamo da un lato munito ogni postazione, ogni poltroncina di un piccolo foglietto illustrativo, ma vorrei proporvi di testare insieme una volta il sistema per evitare brutte sorprese al finale. È un sistema che funziona istantaneamente. Si tratta per prima cosa di avere il telefonino in mano, naturalmente poi vi prego di silenziarlo durante il corso della serata. Una volta che avete il vostro telefonino,
Si tratta di selezionare dalle impostazioni la rete Wi-Fi Musicultura Voto. Una volta fatto questo, attendere, una volta che avete cliccato su Musicultura Voto, che compaia automaticamente la pagina di voto che vedete anche sullo schermo. Nel caso ci fosse qualche piccolo intoppo, c'è una soluzione alternativa molto semplice, cioè aprire internet con il browser che avete, sia Google, Safari, Mozilla o altri, e digitare sulla ricerca, nel campo ricerca, una parola qualunque. Immediatamente vi si presenterà la schermata di Musicultura Voto. Vorrei sapere se ci siete, se c'è qualcuno che ha qualche difficoltà. Ci sono pure le nostre signorine, i nostri ragazzi che sono disponibili per aiutarvi. Non vedo né davanti a me né dietro braccia sollevate, per cui siccome abbiamo una concezione non settoriale dell'arte, abbiamo pensato di sondarvi su un campo diverso dalla musica e di fare questo test con i primi piatti. Allora, come vedete, al numero 1 tagliatelle al ragù, al numero 2 vincisgrassi, al numero 3 tortellini in brodo, numero 4 risotto alla pescatora, numero 5 minestrone, pasta e ceci. Se siete pronti, al mio via, dopo 30 secondi conosceremo le vostre preferenze nel campo dei primi piatti. Allora, 3, 2, 1, via al voto. 30 secondi per votare. Vediamo che sullo schermo si stanno animando anche le varie colonne. Sembra che i vincisgrassi stiano in prima posizione, ma insidiati dai tortellini, dalle tagliatelle, scusate, al ragù. Restano 6 secondi. Il minestrone veramente distaccato, ultimo, veramente. I vincisgrassi hanno la meglio. Allora, tutto funziona. Grazie ancora agli studenti del corso di informatica di Camerino che hanno fatto un lavoro in tempi brevissimi e che potremo scoprire anche nelle prossime serate, sarà perfezionato. E vi ricordo anche che in concomitanza con l'assegnazione del premio del pubblico ci sarà anche uno di voi spettatori che vincerà un premio offerto appunto dal centro Val di Chienti. Questa sera saranno dei prodotti offerti da Simply. Allora, a questo punto abbassiamo le luci in sala e chiamiamo sul palco e diamo il benvenuto ad Antonio Ferrari. Buonasera a tutti. Stasera lei è ancora qui, come sempre. Ho le sue mani strette tra le mie, sensazioni più belle.
ancora lei è ancora qui, fra la gente, e le sue mani guidano le mie instancabili voglie. L'estate, la vita, l'odore di campagna, le luci di una festa, una voce in lontananza. In una piazza grande come tutto il cielo, Carmelina balla tra le stelle e il buio e muove ogni mio passo, ogni desiderio. In una piazza grande come tutto questo cielo, Carmelina balla tra le stelle e il buio e giro tra le braccia della sua bellezza. Stasera lei è ancora qui, come sempre. Nei suoi occhi navigano i miei più preziosi ricordi. L'estate, l'amore, l'odore di campagna, le luci di una festa, la tua voce in lontananza. In una piazza grande come tutto il cielo, Carmelina balla tra le stelle e il buio e muove ogni mio passo, ogni desiderio. In una piazza grande come tutto questo cielo, Carmelina balla tra le stelle e il buio e giro tra le braccia della sua bellezza. Grande come tutto questo cielo, Carmelina balla tra le stelle e il buio e giro tra le braccia della sua bellezza, che riempie anche stasera la tua assenza. Grazie. Sentito dire quel misero strumento utile per apparire, quello che recita il copione poi la sera va a dormire sperando che al mattino possa ancora funzionare. Non credo nell'amore per sentito dire, che veste su misura delle proprie aspettative, quello messo in un armadio e preso quando può servire per poi dimenticarlo appena cambia la stagione. Non ci posso credere, non ci voglio credere, credo in un abbraccio dentro al quale c'è già tutto. Non ci posso credere, non ci voglio credere, credo in un abbraccio dentro al quale c'è già tutto, dove esiste la magia senza dover usare un trucco. Credo nell'amore per sentito dire,
il triste compromesso per allontanare la fine, quello che nuota nel rancore, che si sente soffocare, ma intanto col sorriso fa una foto in riva al mare. Non ci posso credere, non ci voglio credere, credo in un abbraccio dentro al quale c'è già tutto. Non ci posso credere, non ci voglio credere, credo in un abbraccio dentro al quale c'è già tutto. Dove esiste la magia senza dover usare un trucco. Posso credere, non ci voglio credere, credo in un abbraccio dentro al quale c'è già tutto. Non ci posso credere, non ci voglio credere, credo in un abbraccio dentro al quale c'è già tutto. Dove esiste la magia senza dover usare. Non ci posso credere, non ci voglio credere, credo in un abbraccio dentro al quale c'è già tutto. Non ci posso credere, non ci voglio credere, credo in un abbraccio dentro al quale c'è già tutto. Non ci posso credere, non ci voglio credere, credo in un abbraccio dentro al quale c'è già tutto. Non ci posso credere, non ci voglio credere, credo in un abbraccio dentro al quale c'è già tutto. Esiste la magia senza dover usare un trucco. Grazie. Scusatemi, un goccio d'acqua. Un applauso così. Grazie. Mi sono accorto che non ho presentato i brani, quello che avete appena sentito era Per sentito dire e questo qui è dentro un cassetto. Più o meno così. Come cambiano le cose, come cambiano col tempo, cambiano sempre troppo presto, prima di rendersene conto. E anche dentro a questo specchio è cambiato il mio riflesso, la mia forza, il mio coraggio, han qualcosa di diverso. Ritroverò dentro un cassetto ogni ricordo andato perso, tra fotografie distanti in cui ogni cosa era al suo posto. Rivivrò la sensazione, rivestendola di voce, perché non è affatto vero che quello che hai perso
muore. Come cambiano le domande, come cambiano nel tempo, ruban spazio alle certezze e ogni mio riferimento, come dentro a quello specchio è cambiato il tuo riflesso, la tua consapevolezza ha qualcosa di diverso. Ritroverai dentro un cassetto ogni ricordo andato perso, tra fotografie distanti in cui ogni cosa era al suo posto, e rivivrai la sensazione ascoltando la mia voce, perché non è affatto vero che quello che hai perso muore. Può cambiare, ricambiare, ma rimane dentro al cuore e scava nel profondo vuoti immensi da colmare. Così tornerà la voglia di toccare quelle labbra e tornerà la voglia di riconquistarti gli occhi, e cercherò dentro un cassetto ogni tuo sguardo andato perso, tra fotografie distanti in cui ogni cosa era al suo posto, e rivivrò la sensazione rivestendola di voce, perché non è affatto vero che quello che hai perso. Grazie. Buonasera Antonio. Buonasera. Sono qua. Ok. Ciao. Nasce la mia domanda dall'aver letto che hai avuto nel 2016 un contratto con Warner Chappell. Allora, Sì. Warner Chappell, grande editore, è un rapporto che prevede le tue prestazioni artistiche in qualità di autore esclusivamente o la possibilità discografica, e nel caso sia da autore, dato che è una delle possibilità che ci sono nel mondo artistico, no? Sì. Che delle volte passa in un certo senso in secondo grado, cioè l'obiettivo per molti anni è stato fare dischi. In realtà uno degli obiettivi è anche scrivere pezzi, Certo. e anche scriverli per altri interpreti. Tu come la vedi questa cosa e che rapporto hai con Warner Chappell? Ok, intanto chiedo scusa ma non sentivo benissimo la voce perché usciva solo da fuori. Comunque credo di aver colto la domanda. In realtà io ho un contratto esclusivamente da autore con Warner Chappell, e per me questa è una grande possibilità e opportunità che tra l'altro non mi si era mai posta in realtà concretamente nella mente soltanto. Nel senso che io ho sempre scritto soprattutto molto di getto, quindi senza pensare troppo, e quindi cose che venivano da me istintivamente. Ora mi sono buttato un attimino, mi si è aperto un altro mondo se vogliamo, cioè mi sono un attimo ritrovato a dover pensare delle parole e soprattutto delle musiche che escono dalla bocca di un'altra persona, quindi anche proprio bisogna. Per esempio una cosa che per me è molto importante è sentirsi addosso proprio la melodia di quello con cui si sta dicendo. A volte scrivendo vedo che praticamente quando mi viene un'idea di testo mi esce quasi già con la sua melodia, e quindi ecco, doverlo fare per un'altra persona è chiaro che bisogna praticamente come mettersi nei suoi panni, quindi vestire un attimino anche le sue sensazioni. Non è una cosa facile, nel senso, ovviamente è una grande opportunità, ci proverò con tutto quello che ci posso mettere, incrociando le dita. Altra cosa che ti chiedo è molto breve. Ok, adesso sei di sento bene. Piacenza, giusto? Sì. È una città veramente al confine tra l'Emilia Romagna e la Lombardia. Esatto. E di fatto, per quello che noi sappiamo, poi naturalmente ci può essere una scena che tu ci puoi descrivere, però due voci, Fiordaliso, Nina Zilli. Certo. Cosa succede di musicale a Piacenza? Ma io devo essere sincero,
che su questo potrei stare a parlare per un po', nel senso che solitamente, soprattutto all'interno della nostra città, ci sono molte più voci, molte più lamentele che magari elogi per quanto riguarda, come si può dire, il panorama musicale a Piacenza, nel senso che è un panorama, in realtà, magari non si può pensare, ma c'è tanta gente che fa musica e tra le altre cose anche in modo, secondo me, più che discreto. Forse quello che un po' caratterizza Piacenza, essendo poi una città non così tanto grande, è proprio il fatto che è un pochino chiusa. Ora, non voglio generalizzare la cosa al nord in generale, però per quanto riguarda la mia esperienza a Piacenza è un pochino chiusa in realtà anche nei confini con le altre realtà musicali. Tra l'altro viene da pensare che Piacenza è attaccata a Milano, dove è il centro, diciamo, di tutta la discografia. Ebbene, forse si fa molta più fatica che in altre città a poter avere un ponte tra quello che... Io sono arrivato a un certo punto che suonavo cover un po' in giro, ovviamente si fa il giro della propria provincia, eccetera, e sono arrivato a un punto in cui mi sono detto mi fermo qui e continuerò in qualche modo a ripetere i soliti locali così, o devo prendere una decisione e provare, rischiando, a uscire. Quello è quello che sto facendo adesso e quello che ho provato a fare durante quest'anno, che è il primo anno in cui provo un po' di concorsi e mi vedete qua. Grazie. Grazie a te. Ciao Antonio. Salve. Ci sono altre domande? Va bene così. Grazie mille Antonio. a tutti. Buon proseguimento. Io volevo ricordarvi che sono disponibili nel foyer del teatro i CD, qualora ne abbiano, di tutti i ragazzi e le ragazze che si esibiscono stasera sul palco, in modo tale che ci sia un rapporto diretto tra l'ascolto e l'acquisto, laddove ci sia un gradimento. E ancor più volevo ringraziare, l'ho già fatto più volte pubblicamente, ma non qui in sala, Alberto Fortis, che è qui con noi al tavolo stasera. E che in questi casi si dice che non c'è bisogno di presentazione, è vero, quindi, e che, come sapete, più tardi avremo e avrete il piacere di ascoltare sul palco. Allora, buio in sala e ascoltiamo adesso Lene. In bocca al lupo naturalmente anche a lei. Grazie e buonasera a tutti. Cambiano i cartelli, luci di vetrine e via. Zucchero filato al prezzo di malinconie. Ho visto la tempesta lasciarmi l'inutilità, i segni forti di una guerra che non finirà. E quando sei bambina pensi che non potrà mai succedere di essere preda dell'amore altrui.
che poi non è mai amore ma un desiderio e avidità. Ma chi non l'ha provato certo non mi capirà. Moi, je voudrais renaître, tout quitter peut-être. Libera energia scintilla in me et mon âme tu es comme tout oublié, lumière absente. Ma dov'è la dignità persa nel malessere dolce? Delle possibilità che per sempre abbiamo perse. Lentamente mi risveglio dal rumore delle mie scelte. Mi libero da tutto e in fondo mi libero da niente. Moi, je voudrais renaître, tout quitter peut-être. Libera scintilla d'energia e mon âme tu es comme tout oublié, lumière absente. E pesa su di noi l'eco degli anni, lo spreco di voci, infiniti silenzi, ma non provo dolore. E questo dolore mi anima. Moi, je voudrais renaître, tout quitter peut-être. Libera energia scintilla in me et mon âme tu es comme tout oublié. Libera scintilla d'energia e mon âme tu es comme tout oublié, lumière absente. Grazie. Oh, 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 oh. Le stagioni partono veloci, investono le nostre realtà. Io mi incanto nel guardare le strade illuminate e poi bruciate d'estate. E il traslocare delle facce si confonde nella frenesia di questa stanca città. Oh, 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 oh. Ripenso ai pomeriggi afosi della mia infanzia, cercare una granita all'ombra nel metro. Chissà se mai ti rivedrò, saranno i ritmi della vita a deciderlo. Ed il trascorrere di niente trasforma le cose, uccide le persone. Vedrà tutti i viali alberati che piangono, raccoglierà i ricordi della gente che cadono insieme a lei e dalle foglie che lentamente cambiano. Chissà se poi si ricorderà di noi. La città rilascia mutamenti come una tartaruga fossile. Io sono lei e mi rimprovero di non saper gestire ogni rivoluzione.
Ma quando il tempo era perfetto e le rose erano in fiore, io l'ho amata assai, questa strana città. Ha visto già che tutti i viali alberati rinascono ed ha raccolto i colori della gente che passano insieme a lei e dalle foglie che lentamente cambiano. Chissà se poi si ricorderà di noi, e vedrà tutti i viali alberati che piangono, raccoglierà i ricordi della gente che cadono insieme a lei. Guardo le foglie che lentamente cambiano, chissà se poi si ricorderà di noi. Grazie. Grazie. Sono qui, sono io, forse io nell'angolo. Parlano sguardi in fondo al film, bambole, abiti, lacrime, giocattoli, raccontano che non esisto più. Adesso non vorrei mai più restare sola io, né in compagnia. Ho smesso già da tempo di decidere, e rimanere in questo angolo è piacevole. Sono instabile e certo non coerente, inamovibile, ma io non ho peccato, è l'amore intossicato, spietato non per colpa tua. Hai conosciuto mai cos'è la vergogna di non esser mia? Brucio il divano, vado via e lavo i lividi. Sono io, sono qui nel mio io, mi dondolo, cadono voci in fondo al film. Adesso non vorrei mai più restare sola io, né in compagnia. Ho smesso ormai di diventarti complice, e penso che peccato che non ci hai mai creduto, ma l'assoluto illumina. Hai conosciuto l'altra me, la vergogna di non esser mia. Accendo un cielo e così sia. Hai conosciuto l'altra me che oggi decide che io sono mia. Brucio il divano, vado via e butto gli umidi. Brucio il divano, vado via e investo gli utili. Grazie a tutti. Parlare davanti. Vai tranquilla. Il bicchiere ci penso io, ci penso io. Dai pure a me. Ciao Elena,
Una domanda proprio su quest'ultimo pezzo che hai fatto, In fondo al film. Mi è sembrata una canzone rispetto alle altre più articolata dal punto di vista armonico e melodico anche, e anche come testo ci ho trovato un testo più intenso, più evocativo, ma questo non per fare un raffronto con le altre, è un'impressione che ho avuto io. Volevo sapere se cronologicamente questo pezzo è seguente agli altri, anche appunto come concezione. Sì, è seguente. È venuto dopo, è stato scritto dopo gli altri, sì. Ok, grazie. Elena, sono qua. Si capisce che tu hai già fatto diverse cose, dagli studi alle partecipazioni televisive, soul, blues, jazz, studio del pianoforte, eccetera. Io ho una curiosità che dirazza un po' da quello che tu hai proposto questa sera, ma sono curioso di questo. Quando tu non canti i pezzi tuoi, cosa ti piace cantare? Allora, a me piace cantare soul, mi piace cantare Etta James, Amy Winehouse soprattutto, questo genere qua. Grazie. Da questa risposta deriva un'altra domanda. Sì. Indubbiamente i tuoi testi che abbiamo ascoltato stasera sono molto intimisti. Anche nel soul e soprattutto nel blues c'è molta intimità e c'è un uso della voce delle volte molto forte, potente, e tu hai voce, e delle altre volte invece un uso della voce delicatissimo. E tu sei a metà tra queste due cose. In qualche maniera mi chiedo qual è la tua vera veste vocale in fondo, cioè sei più una Billie Holiday italiana o sei di più una soul singer? Allora, la mia cantante preferita in assoluto è Billie Holiday, proprio lei. E, non ne ho idea, non lo so. Io ho sempre ascoltato tantissimo Billie Holiday da quando ero bambina, forse ho un po' preso quella cosa inconsciamente, credo. Poi dopo, adesso ultimamente, appunto, negli ultimi anni canto anche soul perché mi piace e mi diverte soprattutto il ritmo, insomma, come dire. Però Billie Holiday per me è... Cioè non ci sarà mai nessuno come Billie Holiday. Grazie, Niente. mi è più chiaro. Beh, mi spiace di non avere una gardenia perché vestita così sarebbe stato perfetto come fiore, parlando di Billie Holiday. Io, Elena, volevo complimentarmi con te proprio prendendo spunto da ciò che diceva poco fa Stefano Bonagura, cioè questa versatilità che ti consente di tirar fuori la voce, ma anche di giocare nei chiaroscuri e soprattutto di giocare con i vincoli quasi matematici del modo di articolare le sillabe della lingua italiana. Trovo che tu con i testi e con l'interpretazione riesci a instaurare un gioco interessante, magari che si sta evolvendo, ma di sicuro fuori dagli schemi. Apprezzo anche molte uscite tue scelte lessicali, di immagini che cercano sempre di evitare il luogo comune, di arrivare come una piccola sorpresa, ma non provocatoria. E allora ti volevo chiedere se c'è dietro proprio un lavoro certosino dietro questo o se hai un dono, perché c'è pure chi scrive istintivamente in questo modo. Beh, allora, parte tutto dall'istinto, in qualsiasi cosa. Poi però c'è il lavoro certosino, quello c'è, dopo l'istinto. Io scrivo anche tanto con altri due autori, e anche con loro, magari parte da qualcosa di mio, e poi con loro facciamo il lavoro certosino. Quindi sono un po' tutte e due queste cose, però prima di tutto l'istinto, quello sicuramente. Era quello che immaginavo. Ti ringrazio e non so se ci sono altre domande. Sì, una domanda da parte di uno dei ragazzi della giuria di Macerata. Innanzitutto complimenti per la voce e volevo farti una domanda di carattere testuale. Sulla canzone La Ville,
come lo è il titolo, penso, e è inserito anche pezzi di testo in francese. Come mai questa scelta? Allora, inizialmente io avevo scritto il testo in italiano, che diceva io vorrei rinascere e lasciare il mio passato alle spalle, una cosa del genere. Poi però non mi suonava, non so, non mi suonava, e soprattutto il brano, anche come melodia, mi ricordava un pezzo francese. E quindi ho detto, perché non provare? A me piace molto giocare con le lingue. Adesso, vabbè, sto facendo il mio prossimo album e sto utilizzando alcune frasi in inglese. Insomma, mi piace giocare con altre lingue che non siano l'italiano. E dato che il pezzo mi ricordava un po' il francese, in italiano non mi convinceva, nel senso che non si sposavano quelle parole esattamente con la melodia, allora abbiamo provato, insomma, a fare questa scelta di metterlo in francese. Ci piaceva tantissimo, perché ci piaceva la resa, e quindi l'abbiamo tenuto così, banalmente. Va bene. Ok, grazie. Grazie a te. Io invece volevo fare una domanda forse un po' più tecnica musicale. No, tranquilla. E avevo visto su internet che comunque te suonavi in diverse formazioni, diciamo, sì. e ti distinguevi in una parte più cantautoriale e nell'altra invece suonavi più soul e altra musica, diciamo. E mi chiedevo in realtà se nel futuro di te come cantautrice c'è anche del mettere dentro la musica soul in maniera più, oppure di distinguere e mantenere distinte le due strade. Ma io non credo che siano così tanto distinte, ti dico sinceramente. Cioè, non lo so, io adesso, vabbè, questi 3 pezzi fanno parte di un disco che ho già pubblicato, e all'interno di questo disco ci sono canzoni che ho scritto tanti anni fa, che secondo me hanno ancora quella cosa soul dentro, un po' gezzata, non so come dire. E anche nei miei nuovi pezzi, cioè a me in realtà... Cioè io non è che ho un genere di riferimento, cioè a me piacciono tante cose, il mio gruppo preferito sono i Beatles, in assoluto. Cioè, quindi mi piace contaminare, quello sicuramente, e non le vedo come 2 strade separate io, poi non lo so, Okay. Cioè spero di comunque condensarle sempre di più. Questo, non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, Okay. grazie. Credo ci sia un'ultima domanda, prego. Io ne avrei 2. Allora, prima un po' mi hai tolto le parole di bocca perché hai citato Billie Holiday come tua figura ispiratrice, ma Come cantante. come cantante. Esatto, sì. Ho letto che hai studiato pianoforte jazz e Sì. all'infuori, cioè oltre a Billie Holiday, qual è proprio la tua figura jazz, anche 2 o 3, che ti guida? Cioè, ad esempio, come un contrabbassista può avere Miles Davis, che è un trombettista. Oltre a Billie Holiday, dici? Sì, oltre a Billie Holiday, qual è proprio come musicista, non tanto come come strumentista. Ok, allora, io adoro Oscar Peterson, in assoluto, cioè mi piace proprio, ma l'ho ascoltato proprio fino allo sfinimento, quindi ti direi Oscar Peterson, però c'è anche un'altra cantante che adoro, che però in realtà era un'attrice che faceva anche la cantante, che è Julie London, anche non so se la conosci. No. Vattela ad ascoltare. Anche a questo servono le audizioni, per farci nascere nuove curiosità. Ma nel senso che se ti piace il jazz potrebbe piacerti anche lei. Quindi questi 3, Billie Holiday, Julie London e Oscar Peterson in assoluto, sì, direi. Quindi sei un po' più per i pianisti tecnici più che... Io più per quelli tradizionali, diciamo. Il jazz moderno non lo so, non mi prende molto. Prima hai detto che i Beatles, quindi Sì. penso che la canzone Lumière, la Ville, il ritornello in francese, è una casualità che anche Michel dei Beatles abbia una o più strofe in francese? Oddio, sai che non ci avevo mai pensato, te lo giuro. Però, insomma, può essere. Una bella casualità. Sì, dai. Stiamo entrando nel campo, forse non sanno che, tutti non sanno che, insomma, qualcosa del genere, è uno specialismo assoluto. Grazie comunque a Elene, anzi questo è il tuo nome d'arte. Grazie a voi. A presto. Io aspetto il buio in sala per annunciare, perché essere certi che tutto sia pronto. Ci siamo.
e diamo il benvenuto ad Eugenio Rodondi. Grazie a tutti, buonasera. Sarò per te, se hai sete, una fontana sempre asciutta. Ci sarò ogni fine pasto, sarò il verme nella frutta, moscerino nel bicchiere, caffè mai venuto bene. In un tavolo già pieno, che non ti potrai sedere. Per i viaggi di lavoro sarò il tuo bagaglio a mano, che però per distrazione lascerai sull'aeroplano. Sarò il treno che in anticipo, se hai 3 ore per il cambio. Se avrei tempi contati, sarò il treno che è in ritardo. Sarò il sole che ti ammalia quando sei malata in stanza e la pioggia che ti bagna nei 2 giorni di vacanza. Auto senza la benzina quando hai fretta la mattina. E per essere più meschino ti starò sempre vicino, ti starò sempre vicino, ti starò sempre vicino, ti starò sempre vicino. Grazie. Dov'è Laura? Dove sono i suoi occhi d'amianto, così asciutti e impermeabili al pianto? Che velocità nel cambiare di moda i capelli, biondo celere senza un'identità. Dov'è Laura? Dove sono i suoi jeans colorati? Tutti gli altri si son ritrovati e lei non c'è. Era una gita di scuola, i ragazzi sensibili, rapportati alla loro età, la lasciarono là.
dove Laura, coi suoi fiori di Bach che al bisogno la portavan per mano nel sogno, dove Laura, catturata da voci narranti, falegnami, bugiardi e cantanti. Lei circondata da maghi e filosofi esotici, genitori nevrotici e canzoni d'amor. Laura appesa come un pendolo conta gli istanti, specchi infranti e taglienti davanti a noi. Ma che senso ha questa smania di andare a vedere in anticipo al nostro dovere? Ora è facile, sventolando una bandiera bianca, intuire che forse era stanca di capire. Ora se provi a chiamarla per sbaglio un momento, il telefono è spento e non risponderà. Scendiamo sotto nella metropolitana, via dal tempo stretto della settimana, via dal caldo secco e dalla luce dell'estate, dai pallini colorati delle fucilate, come in un coprifuoco. Ci sediamo, ci guardiamo attorno per vedere quelli che vanno avanti e indietro tutto il giorno, per tutti i santi giorni, andate più ritorni. Poi prendiamo il treno che va alla deriva, non si sa dove si va, ma prima o poi s'arriva, prima o poi s'arriva, prima o poi. Saliamo dandoci la mano, senza farci male, 1 migliaio ed anche più di scale. In sicurezza ci si mette il paramento, non lo sai che andando controvento ci si può far male. Non mi sembran buoni momenti per vederci in un sorriso sanguinare i denti. Poi di questo tempo cosa ci rimane? Non abbiamo neanche i soldi per il pane. Però che poca fame che ho. Sì, lo so che insieme si sta bene e cuciniamo insieme e poi si dorme insieme. Però per favore quando vedi gli altri non gli dire niente, se non che ci si sente. Come sono belli i figli quando sono degli altri, però io non sarò in grado mai di limitarmi. E non mi va di star tutte le notti sveglia con le borse sotto gli occhi ed un bambino in braccio. Però poi stai tutte le notti a fare tardi invano col Negroni nella mano, a parlar di cose inutili e infantili. E il giorno dopo cosa ti rimane? Un giorno vuoto da ricominciare. E il giorno dopo cosa ti rimane? Un giorno vuoto da ricominciare.
Eugenio, buonasera, scusa, ma pensavo che un altro mi anticipasse nella domanda e mi ero distratta. Buonasera a stavi voi. lì. Buonasera. Buonasera. Io non è mai simpatico quando si fanno dei paragoni, no? Perché dici in ogni Dipende da settore. chi. Però è come, penso ti faccia piacere condividere con te un'impressione che ho avuto, cioè come se questi brani e questi arrangiamenti in qualche modo non risentissero, ma avessero tenuto conto di un lavoro fatto da un certo Roversi e Dalla, non so se tanti anni fa. Addirittura non è un male questo. Cioè. Non è, scusami? Non è un male, è un piacere. Cioè, stai parlando dei migliori Sì, ma ti chiedo che ci sono stati in Italia. se per caso c'è qualche cosa che ti vi ha non influenzati, ma toccati quando in questa tipologia di atmosfere. Sicuramente tutta la nostra cultura musicale arriva anche da là. Io nasco ascoltando quel genere di cantautori e quindi non posso che, scrivendo canzoni, avendo un po' di quella musica nel DNA, rapportarmi a loro. Come arrangiamento io mi avvalgo soprattutto delle parole e delle linee vocali. Lascio fare poi, ovviamente si collabora, c'è un produttore che ci segue, che si chiama Nicola Baronti, un toscano, e soprattutto mi avvalgo di musicisti molto, molto bravi, molto preparati e soprattutto che hanno un sacco di curiosità e quindi hanno una vastità di conoscenza che non spazia solo da quelli che hai citato tu, quindi da Dalla, da un sacco di altre persone che insomma siamo cresciuti con loro, ma hanno altri anche, non so come definire, altre basi d'appoggio e tutto questo mischiato porta a questo prodotto. No, fai bene a farlo notare perché spesso si pensa che un brano o un album nasca dal sentire, dalla testa di una singola persona, ma quasi mai è così, nel senso che è sempre una bottega o quasi sempre quella della canzone e quello che deve verificarsi è che si sia al servizio tutti della stessa canzone e mi sembra che in questi brani un approccio, come dire, tradizionale per certi versi alla forma canzone, nel senso nobile del termine, sia poi ulteriormente rielaborato alla luce di musicisti, come dicevi te, che hanno capito che cos'è la canzone e lavorano in quella direzione. Sì, esatto, hai detto bene, nel senso che qua si tratta di portare avanti una canzone, non si parla di portare avanti noi come progetto. Quando noi creiamo poi si crea una canzone, ci piace che lei cammini poi da sola e questo è quello che cerchiamo di fare, allontanarci da lei e spingerla il più possibile al pubblico, che in questo caso siete voi, in altre situazioni altra gente. Ci sono altre domande? Yes. Allora Eugenio, si è parlato di grande canzone d'autore italiana sì. E nel tuo ultimo lavoro, o comunque quello che ci raccontano le tue note, c'è anche un ingrediente black. Ora, anche la grande canzone d'autore italiana, e citando Dalla, è un autore soprattutto, oltre che interprete, straordinario che nella sua musica ha ammesso quasi sin dall'inizio tante cose. Poi ha avuto un periodo negli anni '80 in cui per esempio si era invaghito, come molti, non soltanto musicisti ma ascoltatori, pubblico, di Prince. Ecco. Tutti i grandi autori hanno avuto dei maestri, hanno avuto dei punti di riferimento nello sviluppo della loro carriera e quando parliamo di black è ovvio che parliamo di una cultura che non ci appartiene per nulla, completamente. Esatto. In te com'è entrato l'ingrediente black? L'ingrediente black è entrato dal punto in cui io volevo fare una sorta di concept, che è il disco di cui parlavi, che si chiama Ocra, che parla un po' della mia generazione, della nostra, cioè della mia soprattutto, ma che voleva mettere anche dei temi sociali all'interno del disco. È un pezzo che parla di caporalato, che voi non avete sentito stasera. Ho voluto paragonare, insomma, quelli che raccoglievano il cotone nelle Americhe con quelli che raccolgono i pomodori da noi, non solo in Puglia, succede anche da noi in Piemonte, a Carmagnola, muoiono ogni tanto delle persone. È un tema di cui si parla pochissimo. Insomma, non si può parlare solo d'amore quando si fa una canzone, però questo è quello che ci ha avvicinato, insomma, al black di cui parlavi. C'è stato
un insieme di quella sofferenza che anche un po' noi proviamo, pur non facendo parte di quelle persone. C'è un'empatia, diciamo, e ho voluto mettere questa empatia in quei termini. Grazie Eugenio. Grazie a voi. Eugenio, tu vieni da Torino, no? Sì. A Torino negli ultimi anni c'è un grosso fermento musicale. Noi di Musicultura ne abbiamo riscontro dalle partecipazioni e anche dalla qualità delle proposte che arrivano da quella zona. Tu in particolare ho letto che sei stato uno tra i fondatori di Minoranze d'autore, Sì. che è un collettivo di cantautori. Volevo sapere se ci puoi raccontare qualcosa Allora, da questa esperienza. Sì, non sono stato proprio un fondatore, i fondatori sono altre 2 persone, però io appena ho saputo che c'era un collettivo di cantautori mi sono voluto infilare dentro, abbiamo provato a creare una situazione di squadra, perché poi questo è il nostro metodo di lavoro, insomma, anche qua col gruppo siamo una squadra che mette un fondo cassa, si cerca di lavorare insieme per portare avanti un progetto, insomma. Con Minoranza d'autore era la stessa cosa. In quegli anni si parlava di creare appunto una squadra che portasse avanti anche un genere oltre a delle canzoni, perché alla fine, come dicevamo prima, siamo affezionati a quel genere, potremmo fare ben altre cose, ma a me riesce di scrivere così e quindi ho collaborato a questa creazione di un gruppo che poi è svanito piano piano, ci siamo un po' divisi, però è stato un punto di partenza. Ecco, nella mia scena torinese sono partito da là. Anche. Grazie Eugenio, ti salutiamo. Grazie a voi, buona serata, buon proseguimento. Ci vediamo, ciao. No. E adesso è la volta di Giulia Catuogno. Benvenuta e bentornata. Non voglio soldi né gloria, non voglio fatta la corte. Scrivo canzoni e per questo mi basta un pianoforte. Potevo fare l'avvocato, c'era un posto già pronto per me. Ma di vecchioni ecco la colpa di chi è. Perché non si hanno molti tentativi per essere vivi. Sono di quelli che hanno fatto sacrifici ma sono felici. Sono di quelli che hanno scelto di scegliersi la vita. Io sono io, chiamami pure fallita. Non si dovrebbe perdere del tempo a scrivere canzoni. Non si dovrebbe fare sto mestiere da cialtroni. Non si dovrebbero inseguire mai le proprie emozioni. Ma io vi giuro è solo colpa di vecchioni. Credete a me, è tutta colpa di vecchioni. Si dice di arte non si campa, ma di certo si scampa la morte. Per ogni sogno massacrato sei crepato 1000 volte. Non voglio soldi né gloria, non voglio tutte le carte. Voglio soltanto poter dire io l'ho fatta la mia parte. Perché non si hanno molti tentativi per essere vivi. Sono di quelli che hanno fatto sacrifici ma sono felici, felici. Sono di quelli che hanno scelto di scegliersi il destino. Prendete il pane, a me lasciate il vino. Non si dovrebbe perdere del tempo a scrivere canzoni. Ah, non si dovrebbe fare sto mestiere da cialtroni. Non si dovrebbero inseguire mai le proprie emozioni. Ma io vi giuro è solo colpa di vecchioni. E credete a me è tutta colpa di vecchioni. Perché non si hanno molti tentativi per essere vivi. Perché a 20 anni non ti puoi negare il lusso di sbagliare.
A 20 anni si è cretini, non sai quanto, ma pure questo è un diritto sacrosanto. Non si dovrebbe perdere del tempo a scrivere canzoni, non si dovrebbe fare sto mestiere da cialtroni. Non si dovrebbero inseguire mai le proprie emozioni, ma io vi giuro è solo colpa di vecchioni. Io vi assicuro che la colpa è di vecchioni. Credete a me, è tutta colpa di vecchioni. La 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 la. Grazie. Grazie mille. Buonasera a tutti. Io sono Giulia Catuogno e sono una cantautrice di Palermo. Loro sono venuti già da sé, insomma io volevo invitarli. Questo è il mio secondo anno qui a Musicultura e sono molto contenta tra l'altro di essere qua. È un onore. Loro sono Davide Rizzuto al violino e Vittorio Di Matteo al synth e alla chitarra. Questa è una canzone che ho già cantato, che avete già ascoltato, che è dedicata a uno degli autori più importanti per me, che è Roberto Vecchioni. Io dico sempre che se ogni giorno rischio di essere felice è tutta colpa di Vecchioni, ma diciamo anche di tantissimi altri autori. Questa canzone che ascolterete adesso si chiama Destinatario inesistente ed è dedicata al sogno che a volte costruiamo nella nostra mente. Nella nostra mente costruiamo tanti sogni, tra i quali il sogno dell'amore, questo amore costruito, mai avuto nella realtà. A volte ci innamoriamo talmente tanto della nostra idea di amore che alla fine non riusciamo ad amare affatto e ci riduciamo come tanti stupidi a scrivere lettere d'amore a un destinatario inesistente. Grazie. A dormire stasera, c'è qualcosa che apre i miei occhi, un qualcosa che fino a domani il mio sonno penso ai tuoi occhi di ghiaccio, ma del ghiaccio più caldo che c'è, alla tua bocca che sussurra parole inventate soltanto per me. Alla tua barba abbandonata sul mento che per vendetta ti pizzica un po', a quel tuo modo di sorridere strano che sembra prendermi in giro, o forse no. E poi che dire della tua delicatezza, la gentilezza e la sensibilità, quando ti scovi in fondo al viso la tristezza e fai di tutto per cacciarla via di là. A questo amore, questo nostro pazzo amore, dove nessuno si possiede né si dà, dove non c'è nulla di detto né deciso,
e ci si vuole bene con semplicità. E penso a questi nostri cazzo di 20 anni, fatti di sogni immensi ed infime realtà. E a quanto grande sei quando dici che un bel giorno, senza preavviso, ce ne andremo via di qua. Questa mia lettera che scrivo nella notte, con la speranza, la fiducia e l'illusione. Questa mia lettera è una lettera da niente che mando a te, destinatario inesistente. Grazie. Grazie. Grazie mille. L'ultima canzone che voglio proporvi è una canzone a cui sono molto legata ed è anche molto recente perché parla di un tema molto caro, che è quello della bellezza. Che cos'è la bellezza? La bellezza è qualcosa che vediamo con gli occhi? No. Forse non soltanto. La bellezza è qualcosa di molto più grande, che guardiamo anche col cuore. Molto spesso non facciamo altro che mortificarla, che metterla da parte questa bellezza. E questo è sbagliato perché tutti noi abbiamo una bellezza enorme e non dobbiamo mai lasciare che sia qualcun altro a decidere il nostro valore, la nostra bellezza, e non dobbiamo mai affidare all'altro questa incredibile bellezza che ci portiamo dentro e che è enorme in ognuno di noi. Io l'ho fatto e non voglio più farlo. Stasera voglio dedicare questa canzone alla mia bellezza, alla bellezza dei miei musicisti e alla vostra bellezza di questo meraviglioso contesto, di questo meraviglioso concorso. Grazie e buona serata. Libera l'universo che hai lasciato come una promessa, come un jolly tra le carte. È da troppo tempo che non ti accarezzi più, che dall'altra parte dello specchio non sei tu, inferiore a chi ed all'altezza di che cosa vale forse meno un tulipano. Sei caduto a terra e non ti sei rialzato mai. Pensi di sapere, a quanto pare non lo sai, non lo sai. Che la bellezza la si misura coi parametri del cuore. Non ci si guarda solo per sentito dire. E in ogni uomo c'è un tesoro da scoprire. Mondo che non approvi l'uso dei difetti, dove non si esiste che per essere perfetti. Trova un angolino, uno spazietto anche per noi, che non siamo e non saremo mai come ci vuoi. Ma la bellezza la si misura coi parametri del cuore. Non ci si guarda solo per sentito dire. E in ogni uomo c'è un tesoro di bellezza che hai calpestato fino a farla sprofondare. Questo gioiello che nessuno sa portare. Adesso basta, devi farlo ritornare. Da, 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 da.
aver sentito fare. Oh mia bellezza, mi potrai mai perdonare se con freddezza ti ho lasciata scomparire, se per paura a volte non ti ho fatta uscire. Mi devi credere, sei bella da morire. La, 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 la. Grazie. Buonasera. Buonasera, ciao Buonasera. Giulia. Buonasera. Ecco, Eccomi qua. Buonasera. Buonasera. Bentornata. Grazie. Dunque io, vabbè, penso di non svelare nessun segreto di Stato se dico che la tua esibizione dell'anno scorso qui alle audizioni è stata fra le più apprezzate in assoluto da questa commissione. Grazie. Intendo nel novero, insomma, di tutte le proposte appunto dell'anno passato. Personalmente, infatti, mi stupì molto di non trovarti poi fra gli 8 vincitori, insomma. Capita. No, infatti capita, non è stata la prima volta, probabilmente non sarà nemmeno l'ultima, però volevo chiederti, domanda secca, quest'anno ti senti di aver aggiustato un po' il tiro rispetto allo scorso anno oppure no? Con riferimento in particolare all'ultimo pezzo, non so. Sì, insomma, io nel senso che cerco di farlo. Ho suonato tanto, poi l'anno scorso usciva il mio disco, quindi ho suonato tanto, ho fatto un piccolo tour, un disco autoprodotto, quindi sicuramente il tentativo di migliorare, poi studio pianoforte, quest'anno mi laureerò in pianoforte, quindi il tentativo di migliorare sempre e di rendere sempre più gradevole anche, insomma, convincente il mio cantautorato, il mio modo di scrivere c'è stato. Poi questo non sono l'unica a doverlo dire, ecco, c'è un pubblico che ascolta e che può dire quello che io credo in qualche modo sia successo in quest'anno. Ok, grazie e complimenti. Grazie mille. Ciao Giulia, sono qua. Ciao. Hai esordito cantando un brano che abbiamo ascoltato anche l'altro anno. Però insieme a tutti quelli che sono qui questa sera a seguire le audizioni, se c'è qualcuno che era qui anche l'altro anno, penso tutti ci siamo accorti che c'è una confidenza completamente diversa, o almeno così sembra. Vocalmente eri quella che sei in un certo senso, però è proprio forse una questione, dici di avere suonato tanto, di confidenza con il palco. In meglio o in peggio? È meglio, okay. Naturalmente. Cioè l'infarto verrà rimandato al prossimo. Una questione di crescita evidente, sì. no? Questo è Bach, è stato Bach che mi ha bacchettato in quest'anno. E questo tipo di confidenza poi naturalmente insiste su uno stile abbastanza cantautorale. Sì. Una delle cose che in piccola parte, perché naturalmente hai sempre mantenuto il tuo stile, ma la versione del brano che per esempio l'altro anno è arrivata fino alla finale era una versione, diciamo, più pop. È vero, ecco, ammetto. Di quello che tu normalmente presenti e che è, diciamo, più classicamente cantautorale. Sì. Ora, io penso che tu sia questa. Anch'io. Ecco. Detto ciò, però, è una questione veramente che riguarda la confezione di un brano o l'anima di un brano e la tua anima? Allora, io sono dell'idea, e ovviamente non ho la pretesa di dire che i miei brani sono belli, assolutamente, ne mai l'avrò, però io sono dell'idea che se un brano è bello, ovviamente un vestito può rovinarlo, ma con una chitarra, con un pianoforte, con una chitarra, un pianoforte, una chitarra, un pianoforte, un violoncello, e potrei dire infinitamente rimane bello, perché se un brano è bello così com'è, sarà sempre bello. Io confesso che l'arrangiamento che ho fatto l'anno scorso, forse adesso me lo sento un po' lontano, ecco. Forse adesso sto facendo un percorso diverso, però la bellezza dei percorsi è proprio questa.
che, come il mio disco tra l'altro mi sono autocitata. Io credo che sì, un arrangiamento sia molto importante e sono assolutamente d'accordo su questo, infatti è molto importante il percorso di un artista, però penso anche che un brano, se funziona sempre, quindi poi alla fine l'arrangiamento è un vestito che tu vai a mettere di sopra, così come un orecchino che posso mettere, che non cambia, ecco, la mia bellezza o non bellezza, poi la bellezza ce l'abbiamo tutti, è una cosa, già, l'ho spiegato, basta. Un altro pezzettino, attacco alla Sì. da quando avevi 9 anni. Adesso, per chi non ha sott'occhio la tua scheda, vuol dire che ci sono 14 anni di esperienza di pianoforte, che scrivi canzoni da quando ne avevi 12. In qualche maniera sei più grande di quella che sei da un punto di vista proprio anagrafico, no? Questo è un miracolo della musica, è una cosa che ti senti sulla pelle, perché scrivi delle cose un po' più grandi dei tuoi 23 anni, in un certo senso, no? Questo è un miracolo della vita, cioè nel senso che io non faccio musica, io sono musica, nel senso che nel momento in cui la vita mi fa qualcosa, la prima cosa che mi viene in mente di fare, che ho bisogno di fare, è scrivere. Quindi ok, certo c'è uno studio dietro, ovviamente sono migliorata in quest'anno e tutto quanto, però non lo faccio, non lo dico perché mi sento, voglio fare la parte dell'alternativa. Io veramente ho bisogno di scrivere perché la vita, cioè io travaso in queste canzoni la mia vita, cioè non c'è nient'altro, io ho bisogno di farlo, sono questo, e quindi più che un regalo della musica, del talento, è il regalo che la vita mi fa e mi dà, grazie a questo talento con cui sono nato, io la possibilità di esprimere me stessa e soprattutto di essere felice, quindi solo questo. Grazie. Giulia. Oddio, non vedo. Questa luce... Ciao Giulia. Ah, ciao, ok. Io in realtà la mia domanda si collega, insomma, all'ultima che ti hanno già fatto, però partiva dai testi e da un tema che ricorre, ho visto, che è quello dei 20 anni, appunto. Sì, noi siamo coetanei, insomma, quindi è una domanda che mi è nata spontanea. E io volevo chiederti qual è il tuo rapporto con la tua età e che cosa significa per te avere 20 anni oggi? Insomma. Voglio fare la ventenne incompresa, perché 20 anni ce l'abbiamo avuti tutti e 20 anni sono difficili per tutti. Io sono felice di avere 20 anni perché comunque è un'età bella, l'età della giovinezza, però è anche un'età difficile perché specialmente in un periodo come questo dobbiamo affermare noi stessi in un mondo che è una giungla, e non parlo del mondo della musica, parlo di questo mondo in generale. Io ho un rapporto molto bello con i miei 20 anni, però confesso di avere tanta paura di questi 20 anni. È un tema che abbiamo ascoltato da Guccini a Vecchioni e tantissimi cantautori, quello dei 20 anni, Claudio Lolli, insomma tantissimi. Però ecco, non è un tema fatto, io veramente ho paura dei miei 20 anni e non so dove sarò. È una cosa bella questa, perché non sapere dove sarò è una speranza, è la possibilità del non so cosa, che non venire a fare quella cosa, ed è il motivo per cui ho scelto di fare musica. Però ho paura, come penso l'abbia tu e come penso l'abbiamo tutti, quindi questi cazzo di 20 anni, come ho scritto nella canzone, veramente li sento addosso a me in maniera bella ma anche un po' tormentata, ecco. Grazie Giulia. Grazie. Comunque, se può alleggerire e confortarti, è una paura che a 25 passa, per cui... Vai, perché poi c'è quella dei 30, quindi... Va bene. Grazie. Grazie mille, buona serata. E adesso la quinta proposta di stasera. Benvenuto a Salvario. Buonasera a tutti. Guarda fuori, c'è l'universale. Scegli un dito.
disco, tira fuori il mio giornale, cosa c'è sul digitale, quali novità. Le distanze tra di noi si misurano con la vita. Le distanze tra di noi si assottigliano con il peso dell'eternità. Guarda fuori, ma che bel funerale, proprio il giorno di Natale, chi mai sarà? Cosa pensi del giudizio universale? Sarà poi così banale, solo Dio lo sa. Le distanze tra di noi si misurano con la forza di gravità. Le distanze tra di noi si assottigliano con il peso dell'eternità. Cosa aspetti fuori? Vieni dentro e abbracciami, perché resti ancora lì. È così freddo fuori, vieni dentro e scaldati, perché resti ancora lì. Cosa aspetti fuori? Vieni dentro e abbracciami, perché resti ancora lì. È così freddo fuori, vieni dentro e scaldati, perché resti ancora lì. Grazie mille. Allora, questo pezzo si intitolava Natale 2014, era evidentemente una canzone di Natale. Il prossimo pezzo invece si intitola Mare. Io ne approfitto per presentare gli altri della band. Ermanno alla chitarra, adesso al basso, e Andrea alla batteria. Questa è Mare. Fatto a non pensarci, qui rischiamo di indebitarci, ma non è il caso di preoccuparsi. Il tempo passato non torna più, come quando tutto era un pallone, quasi fosse una religione, come quando tutto era un pallone e ci bastava dire sotto il sole: qui c'è il mare, c'è tutto quello che ci pare, qui c'è il mare, c'è tutto quello che ci pare. Come ho fatto a non pensarci, qui rischiamo di rovinarci, ma non è il caso di fermarsi. Pensare al passato non serve più, come quando ci bastava far l'amore nelle nostre macchine, quando ci bastava passare le notti a bere al Giamaica. Qui c'è il mare, c'è tutto quello che ci pare, qui c'è il mare, c'è tutto quello che ci pare, qui c'è il mare, c'è tutto quello che ci pare, qui c'è il mare. Come quando tutto era un pallone, quasi fosse una religione, come quando tutto era un pallone e ci bastava stare sotto il sole, come l'amore nelle
bastava stare le notti a bere al Giamaica. Qui che ci pare, qui c'è il mare, c'è tutto quello che ci pare, qui c'è il mare, c'è tutto quello che ci pare, qui c'è il mare, solo mare, 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 mare. Grazie. Ok, questa qui è canzonetta da bar. Me ne andrò a Santiago in un taxi, lasciandoti a Calcutta. Seguirò quella cometa illuminata dalle luci della centrale elettrica. E se ma che più è la da sé, ma non importa purché serva questa mia malinconia. Ci ho provato poi a fare il mondo come dicevi tu, ma non so, non ci riesco. Forse sono queste scarpe oppure dimmi tu. E sei amico, non importa quanto tempo resteremo ancora qui seduti in questo bar di provincia dove il tempo scorre lento. Mario, versene ancora un po'. E sì, lo so che ti piace talento giudicare, anzi forse anch'io vedrò. Sai Nino, avevo anch'io paura di sbagliare quel rigore. Me lo diceva anche mio padre di non dar troppo valore. Ma la cosa più importante poi non me l'ha detta più, perché è così che va la vita, meglio rompere il tabù. E stasera pago io, perché ieri hai vinto tu. Poi davvero Gianna ha detto che non vuol vedermi più e vive ancora col dottore, ma non vuol più far l'amore. A salvarci sarà Silvia, la sua radio una canzone, ma io questa non la tengo, tanto eroi non ci son più. Dall'età m'è nato un fiore che meritava più valore. E poi la cosa più importante, almeno togliermi dai guai, perché ho paura che Dio esista o che non ci sia stato mai, che non ci sia stato mai, che non ci sia stato mai.
Grazie mille. Ciao Salvatore, ben trovato. Eccomi. Ciao. Come va? Tutto bene? Bene. Soddisfatto? Sì, molto, molto. Io volevo farti una domanda tecnico-filosofica, cioè la disposizione Impegnativa. sul palco, che racconta molto dell'approccio alla vita e alla musica. Tu non hai una posizione centrale sul palco. Sì. Perché? Allora, per una questione tecnica, diciamo, perché non manca il chitarrista e quindi diciamo è una formazione ridotta a 3. Però per me era importantissimo, ecco, non mettermi nella posizione centrale, anche perché dietro di me c'è il batterista e quindi ho sfruttato questa assenza per creare un triangolo sul palco, perché siamo una band fondamentalmente, per questo. Volevo chiederti anche un'altra cosa, ovvero, intanto farti i complimenti per la tua bella voce. Grazie mille. Per il timbro, caldo, molto bello, ma anche per l'espressività dell'interpretazione. Siccome spesso si studia molto per interpretare e a volte non è necessario studiare, si è quello che si è e si va, volevo chiederti se dietro c'è uno studio tecnico riguardo all'uso della voce o sei mamma fecit. Sì, è esattamente così, nel senso che non ho mai studiato canto, ma semplicemente i miei riferimenti sono stati i miei idoli, se possiamo dire così, musicali. E quindi da lì è nato l'approccio alla musica, e quindi magari inizialmente imitando queste voci qui e poi nel percorso artistico ovviamente cercando e scoprendo la mia voce, e credo di essere arrivato finalmente, diciamo, avendo fatto questo percorso di maturità, ad avere una mia personalità anche per quanto riguarda la voce e anche poi nella stesura dei testi e nella scrittura delle canzoni, sicuramente questo. Da parte mia ti ringrazio, ci sono altre domande? No, tutto tace, quindi grazie ancora. Grazie Ciao. mille. Allora, dopo le scuole superiori si iscrive a Genova e frequenta la facoltà di medicina e chirurgia. Negli stessi anni, sull'onda di una passione per la musica che ha da sempre, approfondisce la sua passione per la scrittura e la composizione di canzoni. Forse abbiamo preso un buon medico e un buon chirurgo, ma di sicuro abbiamo guadagnato un grande artista che ha la rara capacità di mettere insieme sulla stessa barca e di far remare nella stessa direzione la carica espressiva e la profondità d'animo, e di scrivere canzoni che ci sanno accompagnare nei saliscendi della vita. Alberto Fortis.
Fo! Milano sono tutto tuo, Vincenzo non mi rinchiude più. Oh Milano sii buona, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Oh Milano tu non trattarmi mai così. Vincenzo io ti ammazzerò, sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo io ti ammazzerò perché non sai decidere. Mi piacciono i tuoi quadri grigi, le luci gialle, i tuoi cortei. Oh Milano sono contento che ci sei. Si dice che sei fredda, frenetica senza pietà, ma è cretina poi dell'amore che ne sa. Vincenzo io ti sparerò, sei troppo ladro per capire che il tuo lavoro amici non troverà mai, perché non sai soffrire. Ti devo tanto come uomo, fa di me quello che vuoi. Ti lascio tutti i miei progetti, le mie vendette e la mia età. Tu non tradirmi, sono vecchio, il tempo va. Oh Vincenzo io ti inseguirò, sei troppo stupido per vivere. Vincenzo io ti ammazzerò perché non sai decidere. Vincenzo io ti prenderò, sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo io ti ammazzerò perché sei troppo ladro per amare. Grazie, buonasera a tutti. È una grande gioia, grande onore essere qui a Musicultura, essere insieme a tutti voi e in qualche modo dare testimonianza un po' di quello che mi è successo in quasi 40 anni di questo lavoro e di aver sentito anche una qualità sorprendente di questi ragazzi giovani. Con Ezio in qualche modo abbiamo deciso di cominciare questo mio contributo questa sera proprio con Milano e Vincenzo, che è un po' la risposta quando mi chiedono che cosa tu vuoi consigliare dei ragazzi che cominciano questo lavoro. Io dico di innanzitutto capire che questa è proprio la missione, è proprio ciò che si vuole fare e detto questo di non scoraggiarsi mai per le porte prese in faccia all'inizio, perché succede a tutti, è successo a grandi artisti anche internazionali. Anzi, se si prendono delle grandi porte in faccia vuol dire che c'è qualcosa che funziona e che provoca. Questo è quello che mi è successo personalmente, perché lo stesso materiale che poi è diventato il primo album, il mio primo disco, è stato rifiutato quasi da tutti i discografici. E proprio negli ultimi tentativi è uscita questa possibilità e di realizzare un album che poi mi ha ripagato di tutti quei periodi di fatiche e di lotte, un album registrato con l'intera premiata Foneria Marconi come musicisti e con la produzione di un caro amico col quale non abbiamo mai perso i contatti e abbiamo lavorato tanto insieme, che è Claudio Fabi, papà di Nicolò, che voi tutti senz'altro conoscete. La prossima canzone quindi vuole tornare a un momento fondamentale della mia carriera, cioè quando ancora, come qualcuno ha voluto presentarmi, ero studente di medicina,
e sui gradini di fronte a una meravigliosa chiesa mi chiedevo se invece la musica sarebbe stata il mio percorso giusto. E proprio lì mi è nata una canzone che non avrei mai pensato mi avrebbe regalato l'onore di entrare nelle prime 100 canzoni del pop in una classifica internazionale. E io voglio ritornare in quell'istante, in quella notte, e dedicarvela con tutto il mio cuore. Piroette di sabbia e le guglie dell'uomo, differenza tra pietra e le voglie di un uomo che per vita ha una gabbia liberata dal sesso ma gonfia di verità, partorita con gioia nel lontano ricordo, con le doglie sincere di una maternità che alla luce di notte nella piazza e con rabbia donato confusa il suo figlio balordo. E la vera ragione delle notti impegnate, dei romanzi creduti, degli amori sbagliati, non la devi cercare dentro i mari delusi che ti scusano i sogni, le ignoranze e i delitti. Il suo posto lo trovi nella ruota del giorno, nello scrigno privato di egoismi e di abusi e le mani affrettate a cercare i gioielli. Nella sabbia han trovato confuse i relitti. Il dispetto felice sulla voglia che nasce, contrappeso all'istinto, alla cosa che piace, la condanna del tempo, della gente del posto e il ritorno dal viaggio che ti ha fatto sperare, ma la stella seguita è tornata a guardarti e brillare.
Grazie. Ho sentito sorprendentemente parlare di Beatles questa sera. Abitualmente non racconto tanto le cose che hanno contrassegnato dei momenti fondamentali, ma questa sera è un'accademia meravigliosa e particolare, quindi mi viene spontaneo farlo, soprattutto per comunicarlo anche ai ragazzi giovani. Io ho avuto il grande onore di registrare un album a Londra, agli Abbey Road Studios, la casa di Beatles, e di collaborare proprio con il loro produttore Sir George Martin in una canzone che avevo dedicato a John Lennon. Molti sono stati gli episodi che con coraggio ho affrontato, e dei 16 album fatti finora, 8 sono stati registrati all'estero e soprattutto negli Stati Uniti. E proprio questa canzone è quella che ha in qualche modo rappresentato lo spartiacque per quanto mi riguarda, cioè il mio terzo album, l'album registrato a Los Angeles, il primo negli Stati Uniti, con musicisti che molti di voi conosceranno, Alex Acuna, Abraham Laboriel, Dean Parks, per fare poi molti altri album con loro. E nelle curiosità del destino e della vita, conoscere quando aveva 12-13 anni il figlio di Abraham Laboriel, quello che ad oggi potete vedere come batterista della band di Paul McCartney, questo gigante di colore, questo batterista strepitoso. E questi sono eventi che io non baratterei mai con magari il posto in classifica che mi avrebbe costretto a rifare un album che ha funzionato molto magari nello stesso modo. Ho sempre cercato di seguire quello che la mia musa mi suggeriva. È una strada più faticosa, ma è una strada che in qualche modo continua a tenerti le antenne alte e la voglia di fare questo lavoro e di servire. La musica, come qualcuno ha detto stasera, la musica è un laboratorio. La musica viene da idee, da ispirazioni che tutti noi in qualche modo ci scambiamo e cogliamo nell'aria. Voglio dedicare questa canzone insieme a voi, che appunto ha rappresentato una svolta importante non soltanto nella mia carriera ma anche nella mia vita, a tutte le persone che in Italia fanno volontariato, perché ho l'onore ad oggi di essere testimonial nazionale di alcune associazioni onlus, come ASM, che combatte la sclerosi multipla, City Angels, che salva soprattutto moltissimi senza tetto, moltissimi homeless nelle loro ronde notturne, e di aver fatto parte di un'ambasceria UNICEF per i bambini delle popolazioni native americane. Io stesso ho adottato un bimbo in India, invece a Cochin, si chiama Alvin, e quindi a tutte queste persone giovani, a questa generazione futuro, io dedico questa canzone che per me ha rappresentato un importante futuro. 1, 2, 3, 4, 6. A settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. A settembre tornerò, sono pronto e tocca a me. L'aria fresca soffierà, l'armatura non l'avrò. A settembre partirò, mentre il giorno sparisce, primavera verrà. Sarà dolce e nervosa, ma non mi scapperà. Salirò sul battello e non la fuggirò. Sarà avvolto per sempre e la bacerò, e i suoi lunghi capelli non li rivedrò più. Ah, settembre lontano, dalle un bacio per me. La tempesta di neve non mi sorprenderà. Ah, settembre che sarà? Oh, lascio tutto a te, dille del mio amore, dille che se può io saprò aspettare.
l'accompagnerò dentro il mio giardino, sempre la terrò da vicino, sempre, sempre. Ed un giorno mi disse: entra, ti aspetterò, ma il nemico da sempre si cattura così. Apri bene la porta, fallo entrare da te. Lei l'ha fatto a settembre, lei l'ha fatto con me. E se nella sua testa un rasoio terrà, taglierà i miei pensieri come quando vorrà. Userà i suoi capelli, io la pettinerò, e prima che sia settembre il mio sangue darò. Oh, lascia tutto a te, dille del mio amore, dille che se vuoi io saprò aspettare. L'accompagnerò dentro il mio giardino, sempre la terrò da vicino, sempre, sempre. Sempre vi terrò da vicino, sempre, sempre. Grazie. Grazie. Prima di proseguire io voglio insieme a voi fare un applauso a chi tanto se lo merita sempre nei concerti, che sono tutti i responsabili e i componenti dello staff tecnico, delle luci e del suono, che rendono possibili queste belle serate. Grazie. Anche un mio grande amore è il blues, l'R&B, il gospel in qualche modo. Credo che settembre sia stato forse il primo pop gospel così, del cantautorato italiano. E quello che voglio fare adesso, se avete voglia, visto che non sono qua con una band, sono qua con questo bellissimo strumento e spero veramente di essere degno dell'accoglienza che tutti voi, l'Academy e Macerata ha voluto riservarmi. E voglio dedicarvi la canzone che è il singolo del mio nuovo lavoro, e mi farebbe piacere vedere questo teatro trasformato un po' con quella forza e quella bellezza che ogni tanto si respira nelle cerimonie dei fratelli Black. Se avete voglia, la cosa è molto semplice e parte così. 1, 2, 3, 4. There we go. Con te sarà diverso, con te io posso dire domani faccio un figlio, mi piace da morire. Con te posso versare le lacrime d'amore, con te posso svegliarmi nell'anno del Signore. Con te, con te, con te, con te. C'è un battito nel cuore, se tanto mi dà tanto, vai forte da impazzire, tesoro non sai quanto.
con te sarò felice e se gli altri non mi piace, correggerò il mio verbo fin quando gli altri tace. Con te, con te, con te amore, con te, con te, con te, con te, con te, è solo immenso. Se solo avessi noi un attimo per noi, cosa credi tu? Cosa chiedi? Se non avessi noi un attimo per noi, ma è meglio fingere e viaggiare nel tempo che ha voglia di stare con te. Sei l'olio del mio sale e lasciatelo dire, se il bene può far male, ti amo da morire. Con te posso cadere e piangere per ore, con te posso svegliarmi e dirti ciao amore. Con te, con te, con te amore, con te. Del mio sale e lasciatelo dire, se il bene può far male, ti amo da morire. Con te, con te, con te amore, con te. Is it getting better? Oh, do you feel the same? When I make it easy on you now, you get someone to play. You say, wild love, wild life, needs one in the night. One love with each other leaves you bare, but few don't care for it. Have you come here for forgiveness? Have you come to rise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a law? You gave me nothing, so now they don't like us. We won, but we're not the same since we hurt each other. Now I'll do it again. You say love is a tempo, love is the high or low. Love is a tempo, love is the high or low.
to enter, then you made me crawl. I can care more than know to what you got, but all you got is her, one love, one blood, one life. You gotta do what you should. One love with each other. We all are sisters. We all are brothers. One love, but we're not the same. We gotta carry each other. Carry each other. Whoa. Oh, love. Oh, love. It's tonight, believe me, it's only love. The only thing we need in life, only thing we need, my friend, it's only love. Stavi immobile nel letto, con le gambe inesistenti e una piaga sulla bocca che seccava il suo sorriso. Mi parlava rassegnato, con la lingua di chi spera, di chi sa che è prenotato sulla sedia di lilla. Ogni volta che rideva si stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara. Le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara. Io penso troppo al mio futuro, mi diceva delirando. Penso troppo al mio futuro, ci penso troppo e vivo male. Penso che tra più di un anno cambieranno i miei progetti. Penso che tra più di un anno avrò nuove verità. Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, cogli il giorno e tanto amore, cogli i fiori e di là. Quanti amici hanno tradito, insisteva innervosito. Quanti amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori
Hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare, ma io vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare sulla sedia vila. Dunque, io non so se abbiamo la possibilità di vedere un altro video, perché la prossima canzone fa sempre parte del mio nuovo progetto che è cominciato nella sua origine con un grande musicista che è Lucio Violino Fabbri, che tutti voi conoscerete, e poi ha finito la sua storia di produzione a New York. C'è una canzone che quindi vive di queste due anime, una più acustica e una un po' più vicina al codice sonoro, al codice ritmico di oggi, che sempre mi affascina molto. Io sono un ex batterista e anche ho suonato la batteria nel mio ultimo album, quindi non posso prescindere dal divertirmi in studio di registrazione sul palco. Questo video mi ha dato una grande gioia perché credo di essere stato, non so, forse l'unico artista che è riuscito a girare le immagini sull'opera di Christo, il famoso ponte galleggiante, il Floating Piers, perché quando ho saputo dell'opera di Christo ho visto un'attinenza molto forte con il testo di questa canzone, che si intitola Infinità Infinita, perché ho immaginato che a un certo punto l'infinito, questa entità, decide di prendere sembianze umane, di diventare di carne e ossa e di farsi un giretto per vedere che cosa stiamo combinando tutti noi, soprattutto nel mondo dell'arte. In questo caso l'infinito con
chiaramente un po' di divertimento in tutto questo. È stato interpretato, come vi accennavo prima, da un caro amico che è Claudio Fabi. E la gioia di questo video, come qualcun altro, ma soprattutto questo, di essermi cimentato anche nella regia. Quindi è stata una scommessa, abbiamo girato tutti in un giorno, ma è stata un'esperienza meravigliosa. E io voglio a questo punto ringraziare tutte le persone che mi seguono da tantissimo tempo, negli alti e nei bassi, perché è lì che si vede l'amicizia. E per tutti voglio ringraziare, se avete voglia di fargli un applauso, il presidente del mio fans club, Maurizio Parietti, che è qui con noi e con il quale tanti video abbiamo fatto insieme. E naturalmente ringraziare tutte le persone che mi hanno voluto qui e che sono i nostri giudici di non X Factor, ai quali va un applauso per questa meravigliosa avventura di musicultura che va avanti da anni, che io spero continui ad andare avanti per tantissimi anni, perché è dal tessuto di partenza che si possono anche cambiare le cose che forse non vanno proprio per il giusto verso. E questo è quello che si sta facendo. Voglio oltretutto ricordare ai ragazzi che cominciano una frase che io cito sempre nei miei concerti e che mi porta proprio scolpita, che è questa, come dice un grande pensatore indiano: non dimentichiamoci mai che le nostre vite non nascono come merce da buttare sul mercato, ma piuttosto come un fiore che cresce sul ciglio della strada, senza chiedere niente a nessuno, ma sempre pronto a farsi cogliere da chi davvero lo sa riconoscere. Questo è il mio desiderio questa sera, anche per tutti i bravissimi ragazzi che abbiamo sentito, che anche per un solo istante stiamo riuscendo davvero a coglierci, a riconoscerci e a capire che possiamo fare un po' di differenza. Grazie. Quando l'infinito per strada mi vedrà, mi parlerà infinito per poi dire chissà, chissà se mi capisci senza sapere perché l'infinità infinita finisce insieme a te. Ti chiedo di ammazzarmi se non ti dico più, di chiederti di amarmi fino alla gioventù che non è mai passata e mai non finirà. Se in questa vita amata, l'amata è la realtà. Ora la vita è sgomento, due ali di pianto si sciolgono in te. Sembrano ghiaccio dal cuore che colava cercando un perché. Gocce d'amore, pagliaccio dal naso che è rosso, di più non si può. Voglio abbracciarti se posso, hai le ali bagnate anche il tempo, mi scivola un po'. Ma va da sé che il cielo col tempo arriverà e passerà a trovare la vita che già sa, che passerà la vita e quel che porta in sé. L'infinità infinita è il sogno che non c'è. Certo è un inganno imponente lo scherzo alla mente di un Dio che non sa,
Ma se il mio Dio è importante, all'istante ti dico che fa. Asciuga lacrime al viso, senza un paradiso là fuori non puoi. Scioglie la neve all'inferno, ci ha deriso, ma in fondo l'eterno è dentro di noi. E poi verrà la vita che non speriamo più, ci sembrerà infinita dove finisci tu. Perché affannarci tanto se tanto già si sa che tutto è già deciso, anche l'eternità. Infinita, infinita, che mai non finirà. Infinita, infinita, che mai non finirà. La 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 la. Questa canzone la dedico a chi, a mio parere, ha sbagliato a non andare a ritirare un premio importante nel nome dell'arte, ma che comunque è riuscito ancora una volta a tracciare un solco indelebile. E quindi, come sempre, ringrazio questo grande maestro. Ma ancora di più lo dedico a quelle straordinarie esistenze che nel corso della nostra storia continuano a ricordarci alla necessità e al bisogno di credere al nostro sogno, grande o piccolo che sia, e lo fanno e l'hanno fatto con il loro sacrificio. Bandiere di libertà che hanno condiviso una fine cruenta. Dedico questa canzone a Gesù, a Mahatma Gandhi, a Martin Luther King Jr., ai fratelli Kennedy, ai giudici Falcone e Borsellino, a Pierpaolo Pasolini, ai primi ministri Yitzhak Rabin, Benazir Bhutto e a John Lennon tra gli altri. Perché quando il mondo è scuro ci sono delle luci che non finiranno mai di indicarci la strada. May God bless you and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every road. May you stay forever young. Forever young. Forever young. May God make you stay forever young.
I could make you say, my friend, oh, you, my friend, made this love make you say, forever young. Oh Lord, come down and save me. Come down, Lord, we all are here for you. Oh Lord, come down, lover. Come down, we all are here for you. Done. Alberto Fortis, grazie ancora. E prima di salutarci passiamo ai due riconoscimenti della serata che, ricordo, non sono connessi al passaggio tra i 16 finalisti. Il premio Un Certain Regard, anzi per la consegna di questo riconoscimento, vorrei invitare sul palco il sindaco di Macerata, Romano Carancini, che davvero appassionato di musica è rimasto fino alla fine. Buonasera, sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Vado, Ezio? Prego. Allora, vince o si aggiudica diciamo, questa serata con il gradimento delle persone stasera, ho il piacere di dire che è l'Ene. Ho detto bene? Il nome è giusto, ma questo è il riconoscimento della giuria di musicultura. Dopo ci sarà il riconoscimento del pubblico. Benissimo. Complimenti. Grazie. Non so se ho detto bene, Lene. Sì, è giusto. In bocca al lupo. Grazie. Complimenti. Un grande applauso. E il Comune di Macerata fa dono all'Ene di questo ricordo, è un'edizione che racconta il Teatro Lauro Rossi, il nostro teatro, augurandoti magari di poterlo venire a vedere in estate. Grazie al nostro sindaco, complimenti all'Ene. E adesso sta a voi. Vi ricordo brevemente le modalità di voto: telefonino in mano, selezionare la rete Wi-Fi Musicultura Voto, e aspetto che tutti abbiate pronto sul vostro schermo la pagina. Ricordo che il premio Val di Chienti è assegnato appunto in base al vostro voto.
consentirà anche di offrire al vincitore in omaggio delle prelibatezze del territorio maceratese offerti appunto dal Simpli del centro commerciale Val di Chieti. Allora, prima del voto io volevo ringraziare i ragazzi che lo hanno messo a punto: Luca Pigliacampo, Giulio Mori, Elia Procaccini, Alessandro Giri dell'Università del corso di informatica dell'Università di Camerino. Allora, se siamo tutti pronti, le opzioni le vedete, sono i 5 nomi degli artisti che si sono esibiti stasera. 5, 4, 3, 2, 1, via. 30 secondi di voto. Nel frattempo sullo schermo vedremo animarsi le vostre preferenze. Vediamo Giulia Catuogno, anzi no, è Lene numero 2, se non sbaglio. Anche però Salvario sta crescendo, anche Giulia Catuogno. Mancano ancora 5 secondi, 3, 2, 1, ci siamo. Vince Lene. Che invitiamo di nuovo sul palco. Non vediamo Lene, fateci qualche segnale se la soddisfazione per il primo premio. Eccola qua. Congratulazioni Lene. A te il compito di estrarre anche il premio per uno degli spettatori che ti hanno probabilmente votato, perché a uno di loro... Sì, prima c'è la consegna giustamente della targa per te. Congratulazioni e ti chiediamo la cortesia di aiutarci nell'estrarre il numero del vincitore di un bonus acquisti presso il centro Val di Chieti offerto stasera dall'IS Profumerie. Chiediamo l'ingresso di questi numeri, altrimenti Lene... Eccoci qua. Prego. Ogni poltroncina è abbinata a un numero scritta sulla spalliera. Allora, numero 117. Allora il 117 potrà rivolgersi nel foyer presso i nostri addetti per ritirare il bonus. Grazie ancora, buona serata a tutti, appuntamento per chi vuole a domani sera alle 21:15 inizio. Non ho capito cos'è questo. Ma dato da? Quello della giuria, è questo? Dal centro commerciale, il premio del pubblico, il pubblico ti ha votato. Ha votato il pubblico. Caspita.